I numeri sono numeri importanti, sono numeri che vedono il 26,5% delle nostre esportazioni a rischio, sono numeri che si traducono in 1 miliardo di beni della manifattura e del settore alimentare che andavano oltre manica e che oggi trovano dei problemi. Ecco i numeri a rischio dopo la scelta del Regno Unito di uscire dall'Europa. Un referendum che sta scuotendo il sistema impresa trevigiano, che proprio sull'export ha trovato la via d'uscita dalla crisi dei consumi interni e da un sostanziale stallo delle vendite. Un colpo che impensierisce piccole e grandi imprese, considerando la tempesta economica che sta imperversando sulla Marca e sul Veneto. Con Popolare di Vicenza e con Veneto Banca questa è la terza bastonata che probabilmente arriva in un momento non certo migliore per la nostra regione, per la nostra economia. Tra le implicazioni, la prima riguarda i cambi. Diventa tutto, anche la stessa svalutazione crea sicuramente dei grossi problemi per l'area euro nei confronti della sterlina, per cui subiremo, e bisognerà capire questi 2 anni di interregno cosa succederà da un punto di vista anche di trattati tra la comunità e l'Inghilterra, quindi ritardi e possibilità che magari l'Inghilterra si rivolga verso altri mercati per acquistare i suoi prodotti. Una prospettiva quest'ultima che colpisce in particolare la Marca. È la prima provincia e vede a seguire la provincia di Vicenza e quella di Verona ed è tra le 10 italiane più esposte a questo rischio. Ecco perché ad essere preoccupati sono soprattutto gli imprenditori ed il mondo economico, non così per una parte di quello politico che anzi inneggia alla scelta di poco più della metà degli inglesi. Abbiamo avuto come seguito l'abolizione dei confini e quindi l'entrata di tutti i clandestini nell'Italia. Abbiamo avuto la moneta dell'euro che ha penalizzato le nostre generazioni e le nostre categorie più deboli. Ben venga l'uscita dell'Italia dalla comunità europea. Questa è la scelta del popolo italiano.